Dopo l'annuncio della passione, l'Evangelista Marco abitualmente propone un caso di incomprensione da parte dei discepoli, a cui fa seguito una catechesi di Gesù. Abbiamo letto domenica scorsa il secondo annuncio della passione, l'incomprensione dei discepoli e l'inizio di una catechesi da parte del Maestro. In questa 26esima domenica del tempo ordinario continuiamo l'ascolto del Vangelo secondo Marco al capitolo 9 di quella catechesi che Gesù rivolge ai discepoli, rimproverandoli per un atteggiamento un po' intransigente. Giovanni, soprannominato insieme al fratello Giacomo figlio del tuono perché particolarmente irruente, viene rimproverato da Gesù perché dice che avrebbe voluto rimproverare e bloccare uno che tentava di scacciare un demonio in nome di Gesù. Non essendo del gruppo che segue direttamente Gesù, pensa questo discepolo, non ha diritto a fare del bene a nome di Gesù. Il maestro invece ha una mentalità molto più larga. Non glielo impedite, non impedite di fare del bene, perché anche chi non è proprio del nostro ambito ha la possibilità di operare bene e il Cristo dà la ricompensa a tutti quelli che in un modo o nell'altro operano il bene. Ma nello stesso tempo, dopo questa apertura grande, il discorso di Gesù sembra diventare invece intransigente e diventa rigoroso proprio nei confronti dei discepoli, invitandoli a guardarsi bene da non scandalizzare un piccolo, cioè non ostacolarlo nella fede, non bloccargli la via della salvezza, non dare degli esempi talmente negativi da fargli perdere la strada. Meglio buttarsi in mare che scandalizzare un piccolo. Bisogna dare un taglio alle cose negative. Gesù si presenta in modo esigente. I discepoli volevano criticare gli esterni che facevano del bene. Gesù dice: provate a guardarvi dentro e a notare quante cose non vanno bene in voi. A quelle date un taglio. Le parole che seguono sono da interpretare bene, perché se si prendono alla lettera è finita. Gesù adopera un linguaggio crudo, vivace, provocatorio, propone di tagliare una mano, cavare un occhio, tagliare un piede, se ti è di scandalo. La parola scandalo vuol dire ostacolo, è ciò che fa cadere. Se ci sono delle realtà della tua vita che ti impediscono di seguire il Maestro, di accogliere la sua proposta, di vivere secondo il suo stile, dai un taglio. Decidere è un verbo che in italiano deriva proprio dal verbo che significa tagliare, dare un taglio in giù, staccare qualcosa. Ogni decisione è un po' un taglio. Decidere di scegliere significa rinunciare a qualcosa. Si sceglie ciò che è meglio, ma per poter scegliere una parte bisogna dare un taglio all'altra. Meglio entrare nel regno con un occhio solo che con tutte e due andare nella genna,
che era una valle a sud di Gerusalemme dove veniva portata la spazzatura, era l'immondezzaio di Gerusalemme, dove c'era abitualmente il fuoco per consumare i rifiuti. Finire nella Geenna è un'immagine infernale per indicare appunto una vita che finisce nella spazzatura. È rottamare la propria esistenza, finire nella discarica. Tieni tutto quello che hai per finire nella discarica in mezzo alla spazzatura? Per fare della tua vita una spazzatura? No, non è saggio questo. È meglio lasciare qualcosa e salvare la vita. È una visione di saggezza, ma anche di durezza. L'episodio di Giovanni, un po' integralista, viene ripreso dalla prima lettura dove c'è un altro giovane, Giosuè, che in qualche modo si dimostra integralista nei confronti di Mosè. Il libro dei Numeri è uno dei 5 testi del Pentateuco e narra soprattutto episodi del cammino nel deserto di Israele, dal Sinai verso la terra promessa. Contiene molte raccolte di leggi insieme ai racconti. In questo caso un breve episodio narra l'istituzione degli anziani che dovevano aiutare Mosè nella guida del popolo. Compaiono 2 personaggi di cui non si sa nient'altro, Eldad e Medad. Sono di quelli convocati per essere incaricati di questa nuova missione, ma non si recano nella tenda, restano nell'accampamento e lo Spirito scende anche su di loro. Il giovane Giosuè fa la spia, invita Mosè a impedire a quei 2 di fare i profeti, di parlare a nome di Dio, di dare manifestazioni di questa sapienza divina che viene dallo Spirito. Sei geloso tu per me? Risponde Mosè. Di cosa ti preoccupi? Hai paura che mi portino via al posto? Hai paura che quei 2 facendo i profeti mi diano qualche danno? Magari fossero tutti profeti nel popolo del Signore. Se lo Spirito fosse dato a tutti e tutti potessero impegnarsi del bene, sarebbe l'ideale. È una visione profetica grandiosa che prospetta un dono dello Spirito a tutta l'umanità, in modo che tutti possano impegnarsi nel bene. Il pericolo della religione è sempre quello di chiudere in un piccolo gruppo. Giosuè, Giovanni rischiano di essere chiusi nel loro piccolo gruppo religioso e preoccupati che altri non facciano. Invece lo stile di Gesù è quello dell'apertura, di un dono universale dello Spirito. È proprio lo stile che ci presenta anche il Salmo 18, una splendida lode della legge divina. I precetti del Signore fanno gioire il cuore. Se una persona è veramente religiosa e accoglie la legge di Dio, è una persona contenta, luminosa, solare, non chiusa, non polemica, non acida, non limitata alla difesa dei propri interessi contro gli altri. È una persona gioiosa, aperta, capace di valorizzare tutto il bene che c'è nel mondo. È una persona libera dall'orgoglio. È il grande peccato, quello di crederci importanti e migliori degli altri. L'ultima pagina che ci è proposta dalla lettera di San Giacomo è una predica di fuoco contro i ricchi, contro i padroni disonesti che approfittano del loro ruolo per sfruttare i poveri braccianti. Li pagano poco
e ritardano i pagamenti. L'Apostolo invoca il giudizio di Dio contro queste persone e minaccia la loro punizione eterna proprio in forza di una giustizia divina che si realizza. Accogliamo l'insegnamento del Maestro, impariamo a dare un taglio a ciò che non va bene per diventare autentici seguaci del Cristo e del suo stile aperto, gioioso.